Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. Parleremo di una nuova azienda di agricoltura del settore primario con la nostra rubrica Green e Pink. Andremo anche a Milano con Camera di Commercio di Treviso e Belluno per una progettualità e per una iniziativa che si sta svolgendo in questi giorni, e poi anche nel Polesine per narrarvi dei nuovi lavori su una delle arterie più importanti del nostro territorio. Ma ora invece andiamo in casa di Confindustria Veneto Est, che premia i valori d'impresa. Confindustria Veneto Est premia i migliori lavori che valorizzano il valore d'impresa grazie alla terza edizione del concorso letterario, nata per valorizzare e promuovere la forte connessione esistente tra industria e cultura, esaltando le migliori narrazioni d'impresa e del lavoro. La genesi di questo premio parte proprio da questo, cioè valorizzare il ruolo sociale delle aziende e del loro valore che hanno nel territorio, dove non sono solo appunto luoghi di lavoro, ma sono vere e proprie dimore di valori, di cultura, di collaborazione, di integrazione. Quindi in questo senso va il premio, anche l'edizione 2023 di Premi Valori d'Impresa. 3 le categorie in concorso. 3 sezioni, un vero e proprio concorso letterario, premio d'impresa, poi c'è una sezione sulle visioni d'impresa e una sugli studi, quindi sulla parte dedicata agli studenti per le tesi di laurea, di dottorato. Quello che viene premiato sono le belle storie di aziende, di imprese, di imprenditori che hanno avuto uno sguardo lungimirante, che hanno fatto la storia della nostra cultura d'impresa, ma che sono tuttora molto attuali. Per la sezione Visioni d'impresa dedicata ai progetti aziendali del territorio è stato premiato il magazine Lei, progetto editoriale sull'energia, la leadership e l'imprenditorialità femminile promosso dall'Università Ca' Foscari di Venezia. Martina Burato, studentessa dell'Università di Padova, ha vinto invece la sezione Studi d'impresa con la tesi La ditta Galtarossa di Verona. Il premio Valore d'impresa è stato conferito a Salvatore Giannella con il libro Michele Ferrero, Condividere valori per creare valore. Intanto volevo far emergere un grande italiano che meritava di essere illuminato, perché racconta la strategia di una impresa che oggi è l'unica multinazionale dolce che ha l'Italia, perché è passata da 1000 dipendenti degli anni 60 a ben 41.000 oggi in 5 continenti, quindi è un miracolo laico, diciamo così. Ma poi anche perché in un momento come questo, in cui il Presidente della Repubblica Mattarella ha invitato un mese fa i governatori delle regioni italiane a vincere la sfida del cambiamento grazie a un tridente virtuoso, cioè l'innovazione, la transizione ecologica e la coesione sociale, ci accorgiamo che quel tridente virtuoso era l'arma vincente, dolce, di Michele Ferrero. Quindi molti imprenditori o gente e giovani che vogliono intraprendere potranno trovare in queste pagine una bussola per avere successo. Obiettivo del premio: lasciare un segno. Lasciamo un segno di speranza che l'imprenditoria italiana, il Made in Italy, è ancora vivo e fiorente.